quali sono i primi campanelli d'allarme di possibili disagi che un genitore non deve ignorare? I segni, i segnali, i comportamenti ai quali i genitori devono fare particolare attenzione si possono riassumere, diciamo, in 3 grandi filoni. Però una premessa è necessaria. Quello che andremo a dire deve essere inquadrato in un momento particolare della crescita dei ragazzi o delle ragazze, cioè questi comportamenti, questi segnali possono assumere anche una valenza fisiologica, cioè quindi essere dei comportamenti tra virgolette normali che servono al giovane anche per potersi mettere alla prova o comunque diciamo fanno parte delle difficoltà della crescita. Quello che fa la differenza sempre è la quantità e l'intensità e la repentinità di questi cambiamenti e di questi comportamenti o espressioni. Allora, il primo grande filone riguarda il ritiro sociale. Ragazzi o ragazzine che in un qualche modo non escono più di casa, non escono addirittura anche dalla camera, rifiutano la socialità, rifiutano anche la famiglia. Contemporaneamente appunto si assiste a una perdita di interessi, sia per quel che riguarda lo sport, sia per quel che riguarda in un qualche modo le passioni, sia quel che riguarda la musica. Quello che era, diciamo, il loro mondo più attrattivo diventa in quel momento, diciamo, assolutamente forcluso. E quindi a questo si accompagnano sensi di apatia, di vuoto, di scoraggiamento, insomma si capisce che il ragazzo o la ragazza appunto ha qualcosa che non va. L'altro grande filone riguarda il comportamento alimentare e l'atteggiamento nei confronti del ritmo sonno-veglia. Ci sono dei ragazzi e delle ragazzine che invertono completamente il ciclo sonno-veglia, dormono di giorno e in un qualche modo non dormono di notte, con tutto quello che la notte può comportare nel momento in cui un ragazzo è solo, sia solo come pensieri o fantasie, ma proprio anche come esplorazione attraverso i device, attraverso appunto internet. E l'altro aspetto riguarda appunto il comportamento alimentare, improvvise appunto manifestazioni di disinteresse nei confronti del cibo, quando prima il cibo magari poteva essere un piacere, anche la convivialità di mangiare assieme, oppure appunto dall'altro lato anche una disregolazione alimentare, cioè eccessive abbuffate, eccessive in un qualche modo comportamenti alimentari proprio disregolati. A questi si accompagnano poi anche molto spesso dei modi irruenti, degli scatti di ira, delle volgarizzazioni negli atteggiamenti a cui i genitori in un qualche modo ovviamente non hanno mai assistito, insomma ecco, una cosa che in qualche modo anche un po' spaventa. L'altra questione riguarda il rendimento scolastico, delle cadute improvvise nelle prestazioni scolastiche anche in soggetti, in studenti medi, non occorre scomodare eccellenze, ma chi magari aveva avuto sempre un atteggiamento scolastico, un rendimento scolastico regolare, improvvisamente abbiamo delle defezioni importanti da un punto di vista proprio della performance, al quale si accompagna un atteggiamento di disinteresse o comunque insomma di non interrogazione rispetto a quello che sta succedendo. A questo poi ovviamente bisogna dare un occhio molto importante a quelle che sono le ossessioni, le verbalizzazioni rispetto a qualcuno o a qualcosa che ce l'ha con lui o con lei, alle situazioni che in un qualche modo riguardano delle verbalizzazioni di sessualizzazione che non sono diciamo in linea anche con lo stile del ragazzo, ma sono espressioni volgari o atteggiamenti come dire di dispregio che in un qualche modo non sembrano appartenere ecco, a quella che è stata fino ad allora il normale iter evolutivo. I tic e anche diciamo gli atteggiamenti ripetitivi che sono dei segni della somatizzazione dell'ansia. Ecco, però l'elemento importante riguarda il fatto che se i genitori assistono a questo tipo di variazioni comportamentali o anche solo di verbalizzazioni come segnali, una delle cose che si devono chiedere è la famiglia
quanto contribuisce a questo, perché molto spesso queste manifestazioni dei figli sono il sintomo di un burnout genitoriale, genitori che per ragioni diverse hanno abdicato alla funzione genitoriale e quindi in un qualche modo non fungono più come guida, come supporto, come in qualche modo indirizzo per questi ragazzi. I ragazzi sentono di non essere più pensati dai genitori, sono o allo sbando o dall'altro lato in un qualche modo vengono redarguiti in maniera assolutamente inefficace, colpevolizzati, addirittura a volte anche, come dire, pesantemente insultati laddove anche non si fa uso, diciamo, della forza fisica. Quindi la famiglia in primis si deve domandare che cosa sta succedendo anche a lei se questo figlio presenta queste manifestazioni, e in questo senso un elemento di consapevolezza è estremamente importante, perché dovrebbe consentire anche di superare quel senso o di vergogna o di inefficacia di inefficienza che la famiglia può sentire. Invece bisogna superare questa cosa, chiedere aiuto. Chiedere aiuto non significa necessariamente i servizi specialistici, ma quelli che sono gli aiuti di prossimità, altri genitori o amici che hanno affrontato le stesse cose coi figli, i nonni, amici che abbiamo o persone che abbiamo sentito da racconti che hanno avuto queste problematiche, quindi andarsi a confrontare, parlare e in un qualche modo cercare di condividere queste esperienze. Se tutto questo non funziona, ovviamente ci sono i servizi specialistici dell'azienda sanitaria, che sono il servizio di età evolutiva, i consultori familiari, ma anche ci sono oggi i servizi degli enti locali, comuni, piccoli e medi e anche grandi, ovviamente si sono dotati di strutture recettive per ascolto delle famiglie, sportelli famiglia, sportelli giovani, con anche, come dire, interventi educativi. Quindi da questo punto di vista, diciamo, è importante entrare in una rete dove si accoglie la domanda e non si ha difficoltà in un qualche modo a mettersi a trattare le problematiche. Ecco, come un genitore può iniziare un dialogo senza far sentire un ragazzo giudicato? Allora, io credo che un atteggiamento importante è quello, io dico sempre un po', del genitore quando assiste a un figlio che impara a camminare, quando c'è un bambino piccolo che impara a camminare. L'atteggiamento, come dire, più funzionale è quello all'inizio di accompagnarlo proprio, di tenerlo, no? Finché fa i primi passi, poi bisogna mollarlo un pochino, poi bisogna, come dire, lasciarlo andare, sempre guardandolo da distante, poi cade, la prima volta gli si dà una mano, lo si tira su e successivamente cade e si rialza da solo. Cioè, voglio dire che i genitori devono essere degli osservatori, come dire, importanti da distante e cercare di intervenire attraverso appunto richieste, diciamo, di tempo passato assieme, non dedicato necessariamente a una problematica, ma passare del tempo assieme perché poi le cose in qualche modo fioriscono. Cioè, se abbiamo la possibilità di stare assieme ai figli e non necessariamente perché dobbiamo occuparci dei loro problemi o delle loro situazioni anche difficili, ma stiamo insieme e attraverso, diciamo, momenti anche di gioia o di piacere possono anche emergere la fiducia e la possibilità in qualche modo di poter parlare di altro. Cioè bisogna che si crei un contenitore, cioè perché il genitore non è né uno psicologo né uno psichiatra né uno psichiatra infantile, è, come dire, una persona che sta accanto al figlio sempre e comunque e che quindi nel momento in cui c'è bisogno il figlio deve sapere che il genitore è lì. Tutto questo oggi purtroppo è venuto a mancare.